TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze si è verificato il 5 gennaio nelle acque del bacino di San Marco a Venezia, dove un giovane veneziano è caduto dal natante che stava guidando. Oltre al rischio di annegamento, il ragazzo è stato anche in pericolo di essere travolto dal mezzo, che è rimasto accidentalmente con la marcia ingranata, continuava a muoversi senza controllo. I militari del Servizio Navale e della Guardia di Finanza, accortisi della situazione di rischio, sono intervenuti tempestivamente, salvando il giovane e riuscendo successivamente a fermare il natante, evitando che proseguisse la sua corsa pericolosa. L'intervento dei finanzieri ha permesso di evitare gravi conseguenze sia per il ragazzo che per gli altri utenti del bacino di San Marco, una zona caratterizzata da un elevato traffico di imbarcazioni. Ancora cronaca. Nella mattinata del 31 dicembre scorso, i carabinieri della stazione di Venezia San Marco, con l'ausilio dei colleghi della stazione di Martellago, hanno denunciato a piede libero un 42enne straniero, presunto responsabile di un furto in abitazione. L'indagine ha consentito di accertare che l'uomo incaricato dalla vittima ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione all'interno del proprio appartamento ubicato nel centro storico veneziano avrebbe asportato dalla predetta abitazione alcuni pezzi di argenteria e monili in oro per un valore di circa 3.000 euro. I militari sono riusciti a comporre un chiaro ed esaustivo quadro indiziario nei confronti dello straniero, nonché a recuperare, a seguito di perquisizione domiciliare, la refurtiva in parola, successivamente restituita al legittimo proprietario. Parliamo di sanità. Aumentano le persone che si recano in farmacia per effettuare la vaccinazione contro l'influenza. Infatti, se nelle prime 13 settimane della campagna vaccinale 2023-2024 le vaccinazioni erano 37.650, nello stesso periodo del 2024-2025 le vaccinazioni in farmacia hanno raggiunto quota 52.573, con un incremento del 39,6%. A confermarlo è il report della Regione Veneto, aggiornato al 5 gennaio, che ha raccolto i dati relativi alle 475 farmacie territoriali in cui è stata effettuata almeno una vaccinazione previa abilitazione di farmacisti ivi operanti. In queste farmacie il cittadino può ricevere la somministrazione usufruendo dell'esenzione come da normativa regionale, in modo analogo a quella effettuata nelle aziende sanitarie e dai medici di medicina generale. Numeri importanti emergono anche per quanto riguarda le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, effettuate in 200 farmacie del Veneto. Al 5 gennaio 12.827 dosi. Cambiamo argomento. Danni ingenti all'ecosistema della laguna e le attrezzature dei pescatori. I risultati dello studio commissionato dalla Fondazione della Pesca al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia non lasciano dubbi. Il granchio blu è una specie invasiva dall'impatto pesantissimo. Come Fondazione della Pesca, in accordo con il Consiglio dell'ente, abbiamo finanziato con un totale di circa 72.000 euro questo importante progetto, ha detto il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, in veste di presidente della Fondazione della Pesca. In una nota ufficiale si legge che la prima tranche è costata 40.000 euro, equamente suddivisa tra Regione del Veneto e Fondazione della Pesca. La seconda tranche di 52.000 euro a carico della Fondazione della Pesca, di cui euro 12.000 hanno finanziato una borsa di studio ad hoc per l'elaborazione dei risultati dei campionamenti. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.